Intanto un annuncio di squalifica: l'atleta Nicole Farinelli, che ha nuotato in corsia 3 nella quinta serie, è stata squalificata per nuotata irregolare. Partita la quarta serie categoria ragazze. In queste gare, lo ricordiamo, si assegnano le medaglie. Per la categoria ragazze infatti nei 100 metri sono previste gare dirette. Per la categoria junior e senior avremo le qualificazioni oggi. I migliori 6 tempi del pomeriggio andranno in finali che verranno disputate nella densissima e ricchissima mattina di domani. Il gran finale di questa 16ª edizione del Trofeo Internazionale di Nuoto Memorial Chiara Giavi. Roberta Corazza intanto 35-39 davanti a Baro e Severin al passaggio delle due vasche. Intanto per la terza serie ci sono ai blocchi Jessica Favretto, Veneto Banca Montebelluna in 1, Nicole Tobaldini, Leo Sport in 2, Giorgia Basso in 3 per l'Arca Spilimbergo, in 4 Alice Ottone Nottoli Nuoto, in 5 Beatrice Zara Mirano, in 6 Maya Maxan per il Veneto Banca Montebelluna. Ed è Ilenia Paola Baro che chiude vincendo questa prova in 1:12:88 davanti a Severin e Corazza.